In Bretagna il premier Johnson si è dovuto ricoverare per la persistenza dei sintomi del virus, mentre la regina va in televisione per un discorso straordinario. Corrispondente da Londra, Stefano Tura. Notte tranquilla in ospedale per Boris Johnson. Il premier britannico, 55 anni, verrà sottoposto oggi ad ulteriori esami clinici prima di essere dimesso. Johnson ha continuato ad avere tosse e febbre alta, così, dopo 10 giorni di isolamento, i medici hanno deciso, in via precauzionale, di trasferirlo in ospedale. Downing Street ribadisce che non si tratta di un'emergenza e che il premier rimane pienamente responsabile del governo, sebbene oggi a sostituirlo nelle riunioni esecutive sarà il ministro degli esteri Raab. La notizia del ricovero di Johnson si è diffusa dopo il discorso alla nazione della regina Elisabetta. Nel suo straordinario intervento, il quarto in 68 anni di regno, la sovrana si è detta sicura che la Gran Bretagna e il mondo sapranno prevalere sulla minaccia del virus. La vittoria apparterrà a ciascuno di noi, ha sottolineato, e i giorni migliori torneranno. L'epidemia nel Regno Unito ha già fatto 4.934 morti e se le autorità britanniche hanno abbandonato da tempo ogni strategia morbida, anche la Svezia, che conta